Dopo la via Unità d'Italia, al via da oggi i lavori di risistemazione del manto stradale di via Seneto ad Agrigento. Oggi e domani la strada sarà chiusa al traffico per consentire agli operai della ditta Edil Cuffaro di eseguire i lavori di messa in sicurezza. Oggi sono cominciate le operazioni di scarificatura, domani quelle di bitumatura. L'intervento di oggi rientra nell'ambito del finanziamento di 6 milioni di euro disposto dal CIPE, inizialmente previsto per il raddoppio della via Empedocle. Successivamente, come si sa, il progetto è stato bocciato dalla soprintendenza e pertanto i 6 milioni di euro sono stati dirottati per altre opere, quali appunto la sistemazione delle strade. Una decisione al centro di scontri e polemiche. L'ex assessore comunale al centro storico di Agrigento, Roberto Campagna di Grande Sud, è piuttosto critico con la decisione del sindaco Marco Zambuto di utilizzare i 6 milioni di euro. Si tratta di fondi, sottolinea, che sono stati bloccati grazie all'opera e all'intervento del deputato regionale Michele Cimino al CIPE, allora presieduto da Gianfranco Miccichè, e riguardava appunto il raddoppio della via Empedocle ed il rifacimento di alcune strade cittadine. Pur ritenendo indispensabile la manutenzione del manto stradale di alcuni punti di viabilità nevralgici della nostra città, che versano in pessimo stato ormai da parecchio tempo, sottolinea Campagna, ritengo altrettanto fondamentale che parte dei fondi venga destinata al centro storico, allo scopo di fermare lo stato di degrado e nel contempo compiere un primo passo verso la riqualificazione dello stesso.